vostro compito è quello di creare da 5 milioni di combattenti un cuore unico. La Regione Veneto ha celebrato il 4 novembre presentando a Treviso il film Noi eravamo di Leonardo Tiberi. Il film, realizzato nell'ambito delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra, racconta le vicende umane, la passione ideale, il sacrificio di tanti giovani immigrati italiani che, come colui che divenne poi sindaco di New York, Fiorello La Guardia, decisero di ritornare nel loro paese per combattere a fianco dei coetanei in difesa della patria. Noi eravamo è prodotto da Bairis e Produzioni assieme all'Istituto Luce Cinecittà, che ha fornito preziosi materiali d'archivio. Con questo film prosegue l'esperienza cominciata con Fango e Gloria, rievocazione filmica costruita rivitalizzando materiali di repertorio con parte sostanziale della narrazione cinematografica e facendoli interagire con l'azione del girato. Gran parte delle riprese sono state realizzate in territorio trevigiano. E questo è stato ottenuto lavorando sulle immagini in digitale, quindi portando le scene di repertorio alla migliore qualità possibile e colorandole. Un'operazione analoga è stata fatta sul girato, che invece è stato avvicinato come pasta, come grana al repertorio. Quindi assistiamo su questo film a sequenze dove l'azione nasce su una ripresa degli attori, quindi su una recitazione, un momento di recitazione degli attori, e che poi prosegue su scene di repertorio. Questo drammatizza molto il racconto, ne amplifica il ritmo e aiuta lo spettatore a non vivere più quel repertorio come un qualcosa di polveroso, di antico, di un qualcosa destinato agli addetti ai lavori, no? Ma un qualcosa che ci riguarda molto. Infatti una delle mie soddisfazioni maggiori è vedere la reazione dei giovani, come i giovani si compenetrino nei personaggi che vedono. Io potevo essere uno di quelli, quindi questi ragazzi, queste persone di 100 anni fa sono né più né meno dei ragazzi come me. Questa mattina c'è stata una proiezione appunto per le scuole e la reazione è stata veramente molto bella. Ai giovani dobbiamo dire che cos'è stata questa grande guerra, che cos'è l'amore di patria, cos'è che ha portato così tanti giovani, non solo per precetto ma per convinzione, a partecipare a quel grande momento fondativo per la patria. E poi soprattutto qui in Veneto va fatto, perché qui si viene a combattere, era un confine fisico, oggi un po' dovremmo ritenerlo un confine ideale, quello di sapere che cos'è la nostra grande nazione, chi l'ha portata ad essere poi uno degli elementi più amati nel mondo, l'Italia, ma soprattutto che cosa è stato quel grande sacrificio, e con un linguaggio, quello del film, si può fare. Sono stati tanti i morti, non solo veneti ma italiani, provenienti anche appunto, come abbiamo visto, immigrati veneti che sono rientrati, o anche le croce rossine che sono rientrate per poter accudire i soldati che andavano in battaglia, e quindi è stata una battaglia che ha segnato il Veneto, così come anche la seconda guerra mondiale, e che è giusto ricordare, perché se noi oggigiorno abbiamo una Costituzione, io dico sempre, una delle più democratiche e migliori a livello internazionale, lo dobbiamo anche a tutti questi soldati che hanno perso la vita.